Evviva! Nostro Signore. Amen. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Comunque, perché negli anni 80-90 Ave era una città di servizi, e questo è un servizio che noi stiamo dando ancora ai nostri cittadini. Perciò ringrazio tutti voi, ci facciamo un bocca al lupo per le persone che verranno qui ad operare in questo splendido ufficio che è stato rigenerato. Grazie ancora a tutti voi. Diciamo che insomma, la Regione è particolarmente presente in questo territorio anche in termini economici, perché oltre appunto a questi 45 milioni investiti nella provincia di Rovigo, di cui 7 in comune di Aria, aggiungiamo anche i fondi appunto che ho appena citato da parte della Regione, e, insomma stiamo parlando di altri quasi 6 milioni di euro che sono stati investiti negli ultimi anni. E noi continuiamo a fare la nostra parte e l'augurio è che non succeda mai niente di brutto, però siccome insomma io sono definito, la consigliere Bisoglia lo sa, perché il Presidente mi presenta sempre, questo è l'assessore delle rogne. Purtroppo ho avuto 9 anni particolarmente complessi e quindi, perfetto, lo sa, succedono le emergenze, come diceva prima Zanichelli, no? Prima è stato detto sotto, insomma, nel piccolo cerchiamo di gestire le emergenze, però il problema è che le emergenze non sanno mai se sono piccole, grandi, medie, quando arrivano e deve essere preparato prima. E devo dire che però possiamo anche dire che mi ha fatto grosso, sono stato onorato di questo fatto, che quando è venuto il Presidente della Repubblica Mattarella dopo l'emergenza Baia, che ha colpito il Veneto ormai di qualche anno fa, ha dichiarato pubblicamente che il Veneto aveva dato una lezione a tutto il paese di protezione civile, quindi vuol dire che tutte le attività che abbiamo svolte dai sindaci che sono autorità di protezione civile, questo a volte è poco noto ai cittadini, fino a tutte le istituzioni, coinvolgendo la prefettura, le forze statali, i volontari della protezione, insomma il sistema è complesso, però funziona, qui in Veneto funziona, e quindi questo penso sia un motivo di, non dico di tranquillità per i cittadini, perché il rischio zero non esiste, però insomma grazie a tutte queste persone che lavorano e sono pronte a intervenire su questo fronte, sia in termini di gestione dell'emergenza sia in termini di prevenzione, e ripeto, noi stiamo puntando molto su questo fronte, io penso che i cittadini possano dormire il sonno un po' più tranquilli rispetto a qualche anno fa.